Ciao, benvenuto bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi si torna con un video dalla Villa Elizza. Oggi signori, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, giocheremo ad un gioco classico, un classicone, bocce con i piedi. Ono boccia. Edizione ovviamente mondiali, come state vedendo già dalle nostre maglie, c'è l'Olanda di Enrico Lazzarato con un senso cruciato. Il rimasto che purtroppo è tornato, ci ha dovuto lasciare il fratello, ragazzi, un minuto di silenzio per Scialo. No, è andato a vedere Tiziano Ferro. Poi c'è il Brasile di Tatinho e di Dona, il Portogallo. Vai ragazzi. Attenzione, di Mochaldo e del Divin. E poi la Germania di Antò e Mirko OF93. Signori, il gioco lo conoscete molto bene. Bocce, avete giocato tutti, no? Una volta. Chi gioca con le bocce? Qui c'è il boccino, ovviamente sarà accompagnato dalla Coppa del Mondo. È un torneo 2v2. Abbiamo 2 tiri a testa, quindi 4 per ogni squadra. Come vedete già dei palloni posizionati. Parte la prima semifinale. Alla mia destra, Brasile, Olanda. Per capire un po' il gioco, Esatto. Poi man mano vi spiego un po' i punti, Ragazzi, allora vi dico una cosa, bisogna arrivare a 5 punti. Il boccino lo tirerà una squadra alla volta, quindi da quello che vedo inizierà l'Olanda. Harry, primo. Oh, ma è una volta in tuo campo praticamente. La coppa è qui. Prego. Vai, vediamo se Harry è maestro di questo campo, si avvicina alla coppa. Buona, buona. La tecnica del Brasile è mandare avanti Tatinho, che però in questa villa ci sta stupendo. Vediamo se con il suo calzino bucato. Infatti buca anche la traiettoria. Secondo tiro per l'Olanda. È andato Cristian Massimino, che tra l'altro una sfida del genere già l'ha fatta in villa, ma non si è imparato niente perché vedo che è abbastanza lontano rispetto alla Coppa del Mondo. Allora, Domenico di Dona ha detto, ma così però è lontano, guardate lui dove l'ha buttata. In tutto questo abbiamo anche, non so come si chiama, Giudice di linea. il giudice di linea, abbiamo l'assistente di linea, di nuovo Henry Lazza, il numero 10 olandese, che è quello che più si è avvicinato. Attenzione. Ricorda Antò che si può anche sbocciare. È stato toccato il boccino, la Coppa del Mondo, però fondamentalmente non è cambiato niente perché è rimasta sempre là. Sempre Olanda in vantaggio, che all'ultimo tiro di questa partita, di questo primo set, ha rischiato un sacco qua dalla zona interessata. Guardate lì il nostro Antò come prende le misure. Attenzione, che dice 2 punti per l'Olanda, 0 per il Brasile. Per il momento c'è l'ultimo tiro. Vediamo il brasiliano di Donigno come risponde. Guardate lì come salta il pallone. Attenzione signori. Vediamo da vicino, attenzione. Abbiamo il nostro Antò che fa una strana mossa a fare Intera. Vedi pure di là. Did. una mazza intera. Attenzione. L'ho toccato, Sì, però è rimasto lì. 1-0 loro quindi? Ragazzi, qui sembra proprio che sia cambiato con l'ultimo tiro. L'ultimo tiro ribalta tutto quello che ho detto prima, quindi 1-0 Brasile. Attenzione, però Harry ce l'ha nelle corde. Quindi 1-0 Brasile, ricordo che si deve arrivare a 5 in questa partita. Vediamo chi arriverà in finale. E allora Di Donigno, che è stato colui il quale ha portato il primo punto al Brasile, butta il boccino che più o meno è come la zona di prima. Prego Di Dona, vediamo se ha preso le misure rispetto a prima. Non è male, devo dire la verità, anzi non è per niente male, signori. Forse è un po' troppo potente. Sì, si allontana. Ecco Tatinho. È una tecnica diversa rispetto al suo primo tiro. È un po' più forte la calciata lì. Ecco Cristian. Troppo forte. Pensavo sbocciasse, invece no. È andato proprio in porta, ha fatto gol. Oh ragazzi,
Ecco Enrico Lazzarato. Guarda il pallone. Calcia. Non tocca l'altra palla e attenzione dice Antò, attenzione, tra poco verremo a vedere cosa è successo in quella zona di campo. Mentre adesso risponde Tatino per l'ultimo tiro del Brasile. No, Tatino e Christian o dosano troppo forte o troppo debolmente la potenza. Devono capire. Vediamo se sposta la... No. Prende una zolla. È il terreno a cui gioca un brutto scherzo, forse al pallone. No, siamo identici, cioè in linea. È veramente proprio la stessa. Secondo me la stessa identica distanza. No, Anto, aspetta, che tecnica è questa? Però non lo so che tecnica è che si sta adottando tra Olanda e Germania. Questa sicura è un punto, giusto questa qua? Quella è uno. Questo è un punto. Il Brasile ce l'ha sicura. Sì. 2-0 Brasile, mancano 3 punti ai verde oro. Vai Cristian, vai. L'ha buttato più lontano possibile perché lui laggiù le butta. Più o meno è come prima. Più o meno è come prima. Allora, ho posizionato la Coppa del Mondo rispetto a quelle di prima, c'è meno terreno e più erba, infatti è un po' abboccata avanti. Piano qui. Vediamo. Oh. Attenzione, sì! Spostala e spostala. Attenzione! Però farla cadere non è che... E spostala. Vai. Forza, tirate, dai. Guarda la mia testa. Vediamo la tecnica di Tatino che l'ha annunciata. Bella tecnica, forse voleva servire il nostro Antò che in questa posizione mi ricorda qualcosa. Risponde Enrico Lazzarato che è stato zittito dal suo compagno di squadra. Prima l'ha insultato e poi... Oh! Ma ragazzi, ma questo è il turno definitivo, possiamo dire. Vediamo come risponde Didona che dice calma. Bel calcio, devo dire. La palla si alza sempre. Bello però, È un po' si è allontanato perché c'è una piccola cunetta verso la fine, però state tirando bene. Come piano, Dio santo. Aspetta, vediamo cosa c'ha da dire il nostro guardalinee. Frigatti. Com'è Antò? 7 bandierine Antò. Una merda. Provo dritto per dritto. Vediamo. Con l'Olanda praticamente a 2 punti per il momento, però mai dire mai. Tatino, niente. Vediamo, se Harry butta pure questo è rimonta completata. Attenzione signori! Con il saltello di Antò. Attenzione. Un'altra volta come prima. No, su 3 punti. Vediamo la giocata di Domenico. Bel piatto, ma non serve. Palese senza nemmeno usare il mio strumento spannometrico che l'Olanda in questo turno ha fatto 2 punti e il Brasile tarallo. E quindi pareggio. 2-2. Siamo 2-2, quindi a entrambe mancano 3 punti. Bellissima partita questa qua. Avete capito come dovete calciare? Bello. Allora ragazzi, siamo arrivati al terzo set di questa partita. Ok, come dice il guardalinea, chi vince questo set, visto che siete in parità, va direttamente in finale. Onda energetica. Bella onda energetica qui di Tatigno. Voleva andare in un modo, poi va nell'altro. Succede la stessa identica cosa di prima. Allora, posso dire una cosa però. Ok, ora è World Cup, quindi c'è la coppa e tutto, ma nelle bocce normali una coppa non tratterrebbe, cioè un boccino non potrebbe mai trattenere un pallone, capito? Perché se sbatte poi il pallone prosegue, la boccia il boccino resta indietro, invece qua lo tiene. Ok, abbiamo il dronista, vediamo che dice. Questa non è una boccia normale, questa è la boccia World Cup. Allora vediamo che Harry si sposta tra le polemiche di Tatino, però si può fare. Quella è la linea, si può calciare. Vediamo, bel tiro, bel calcio anche qui di Harry. Attenzione signori! È 1-1 così. L'ha proprio beccata la coppa, quindi è incollata la mia, Sì, Dopo vediamo. Funziona così adesso, cari miei. Quelle due è come se non ci fossero più. Adesso un'altra che si avvicina di più vince la gara. Possono pure sbocciare però. Infatti, se no sbocciano. Si ripristina tutto. Vediamo il calcio di Didonigno. Oh ragazzi, ma... Oh! Signori, ma... Oh, ma partitazo! Wow, ci sono i piedi ragazzi, C'è la finale in palio e si vede qui, Vediamo se Christian ha dosato bene la potenza. Forse sì? No. Qui Tatino sa che ha un'importantissima palla tra i piedi, Dice calma. Forse è un po' troppo forte, no? Forse sbatterà anche questa?
Mamma mia! Tris di palle verdi intorno alla boccia World Cup. Però la più vicina all'altra, eh. No, la mia è Una cosa, c'è stato un grande errore da parte del Brasile. Poi vedremo dopo. Christian potrebbe ribaltare tutto, come potrebbe rimanere invariata la situazione. L'aveva fatto! Non ci sto credendo, signori. Non ci sto credendo. C'è una cozzaglia di palloni. Oh, no, sei vicino. Accozzaglia di palloni. Per ora, vantaggio Trionda, Olanda. Dall'alto si vede bene, la situazione è chiara. Guardate i nervi come sono tesi. Oh! Dai! Ha tentato la giocata, ci sta. Allora, vediamo Harry come risponderà a questa giocata fallita per poco da Didona. Andiamo! Allora, forse si è avvicinata questa qui. Sì, vediamo. Attenzione! Attenzione! No! La sta toccando, cosa c'è da guardare? Oh. La sta toccando la Trionda. Senza ombra di dubbio ad andare in finale è l'Olanda. Guarda qua, nuovo meme sbloccato. Ma Tati è palese! Qual è il più vicino? Ma 3! Ma cosa c'entra? Che c'è? L'importante è la qualità, non la quantità. Complimenti all'Olanda e adesso il turno di Portogallo-Germania. Seconda semifinalista. Vicina, È molto vicino, Vicina, molto vicina. Sì, non ho voluto buttarla troppo in là. Quindi tu giochi da solo? No, non gioco da solo, eccolo. Ah! Ma è vera? No. Ok. Vai di Vimbisone, vai. Non mi sembra male, Bravissimo. Non mi sembra male. Bravissimo. Buona. Bella. Adesso va il monoboccia che se la sposta va direttamente nell'altro campo. Prego, monoboccia. Occhio, No, l'hai spostato. L'ha spostato, si è avvicinato quello di Super Allan. Adesso è il momento di Mochaldo. Si alza il pantaloncino. È pronto! È buona. Un attimo di tensione. È buona. È buonissima. E in teoria sì. Però è presto, teoria troppo sì. presto. Occhio ai cugini Dalton qua, Oh! No! Oh! 1-0. È avvicinato, però è lunga. Andiamo. No. Calibrato malissimo. Bravo. Ci prova l'uomo panta e ci riesce perfettamente. Bella. Va bene, stanno è un punto nel caso fatto. Mochaldo! No, troppo piano. Il padre di 40 figli. Di chi è? No, a Portogallo. Bene. Sì, 1-0 Portogallo. Portogallo, 1-0 Portogallo. Distanza minima 1-0 noi, però bella partita. È lunga, ragazzi, è lunga. Monoboccia, battuta da palla a volo. Il suo con le sue zolle, l'ha spostata. Però ti posso dire, è bella, mi piace. Commenti? Ma dobbiamo farci sotto perché 1-0 è. Però Ah, tempo, dai. che commento era Mirko questo? È commento audiofonico. Ma guarda che si è avvicinato, Oh, Mochaldo! Che ha fatto? Si è spostata con le zolle. Va Antonio. Attenzione. No, fuori. Come sta vedendo dal video, praticamente parte bene la palla, poi si sposta perché il campo. Oddio, l'hai spostato. L'ha spostata clamorosamente. Ma- È il primo a tentare la sola, però. In realtà Non è male, vai giù. Wow. Sup. Guarda là. non ha spostato un bel nulla. Anto, ti vedo molto concentrato. 3-0. Bella questa. Ragazzi, L'unico dubbio è la terza palla. è l'ultimo tiro, Mocio. C'è.
Colpaccio del mocio! Non ci credo. Non ci credo. 2-0 signori! Non ci credo. Andrea! Buona ragazzi, dai, buona 2-0, vamos! Allora, tecnica diversa, non voglio vedere dove l'ho. Ma con me non puoi vedere. Ti ringrazio molto, si fatti i punti. Grazie. Però bene. Andiamo a vedere dove va centrale. posizionata sta coppa. Ah, è proprio centrale sta. Vantaggio il Portogallo 2-0. Parte bene. Il piede c'è, posso dire che il piede c'è. Sì, sì. Domenico che dice? La mociata, raga. 1-0? Punto Ok. Mirko lo vedo bene, sai questa sfida. Se si ferma. Vabbè, 1-0 allora. Bellissima! Mamma mia come gira male. Aspetta. Come gira, ragazzi? Scusate un po' per le condizioni del campo, Nostra. ma. Antonio! Ragazzi, è perfetta! Neanche si è azzeccato. Anto, Scacco matto. Eccola. non ci credo. Peccato. Ha girato non è partita all'ultimo. bene. Volete fare per forza almeno 2 punti. Molto esterno. Troppo esterno. Vabbè, dai, siamo là. Per ora Ottimo totale tiro. 2-1. Totale 2-1, sì. Totale. Però c'è ancora il Divinvisone. Questo momento. No, non volevo fare punto. Sì, Giova. Volevo prendere. O 2-2 abbiamo perso. Oppure avete perso. Occhio ad Antonio Fusco. O dentro o fuori. Fuori. E quindi. Signori, E siamo in quindi. finale! Abbiamo la seconda Siamo in finalista. finale! Olanda, vi aspettiamo. Venite. Che vinca il migliore. Va bene, che vincano le palle migliori. E quindi mi tocca solo commentarla purtroppo. La finale Olanda-Portogallo, signori. Chissà che alzerà questa coppa per il football, insomma. Quindi, signori, come funzionerà questa finale? Non lo so. Vai, fate voi tirare. Ok, dirò io. Aspetta. Vieni qua, capitano. Se avete le palle, visto che siamo in finale, e teoricamente siamo i più bravi a fare questo gioco, finale secca, una partita, quindi un set. Però con una palla in più. O 2. Ah, vuoi Tre mettere tiri le a chance qua, Tre tiri a testa. E quindi, signori, Accetto. Bene. detto fatto, un set, arrivano le palle, ovviamente dal signore delle palle che è qui dietro. Procediamo al lancio del boccino. Giova. Ok. Occhio al signor videoclip, Mirko. Vuoi vincerla questa? Siamo in finale. La finale non è che si gioca per giocare, Si si stanno gioca per commentando vincerla. sotto, stanno dicendo il palmarès di ognuno di noi in villa. Tu vuoi aumentare le tue Voglio coppe. essere Andrea, il Carlo Ancelotti. pigliate pure. Non è vero. Male. Vai fuori, Giovanni, vai. Va bene. Il campo! Vai, Gri, tocca la coppa, dai, è tua. Piano. Tocca la coppa, è tua, bravo. C'est bon. C'est très bon. No, dai. Oui, c'est bon. Troman. Andrea, la mociata. Dopo. Buona. Ah, si è fermata troppo presto, però. Mannaggia! Troppo presto. Vantaggio loro. Eri una sinfonia magari prima di tirare? Non ci credo gli Elix. No, Napoli che. Vabbè. Però forse è meglio di là calciare. E infatti, io da qua calcio. Oddio, Giova. Sboccia. Va bene. Meglio allora ancora. Vedi che stai però. vincendo Ho avvicinato te. entrambi, ho avvicinato. Mancano dopo questo 3 tiri a testa, No! Ok. L'hai allontanata un pelo. No, ci ho Oddio, messo- stanno sempre là. Stanno Sì, sempre sì, là. Sì, però l'hai allontanata quel pelo, sai che potrebbe fare la differenza per la fine, sai? Chiaro. La posizione è quella, Andrea. No, perché quel pallone di me? No. Harry? C'è un grumo là, Sì, il grumo nevano. Enrico. No, Harry. Oddio. Vaffanbrodo. Oddio, sta finale. Eh. Fino all'ultimo. Ribaltiamo la situazione. Vai, Giova. È tutta tua. Vai, Giova. È tutta. No! Non ci credo. Grazie. Però Allontana la seconda. Hai isolato il nostro adesso. ho spostato solo la seconda. Vai, io all'ultimo. Vai Cri.
Quindi ora dobbiamo provare a metterla vicino. Cioè in realtà soprattutto la partita dovresti fare così. Però questo dobbiamo fare provare un secondo punto che è tipo come si chiama? Il paracadute. Punto paracadute si chiama. Paracadute. Sì. Punto paracadute. Punto paracadute. Punto paracadute. Questo è il punto paracadute, signori. Questo è il punto paracadute. Quello che intendevo era questo. La mociata, Andrea. Andrea, La prima volta che... Doppia mociata, signore, la prima volta questa. Con un pallone verde e fluo. Aspetta. No! Sì! No! No. Harry! Harry! No, non fai il pagliaccio, tiro, se le palle tiri. No, faccio fare il punto. Vedi? Fine, vuoi vincere bene, eh? Perché erano da sole le vostre. Ma vanno sempre là quando... Erano da sole le vostre. C'è un Però. tiro bonus, che dite? No. Direi. Oh? Che dici? Quando? No, 2-0 no, La però. spannometria non può mentire, signori. Non ci può mettere qualche centimetri più. No, questa coppa da questo punto la devono alzare. Gli olandesi! Let's go! Vai Cristian, l'hai vinta te. Alza la te. Per il Napoli Creators. Oh! Ma non distanza. Primo abbraccio tra Harry e Ma Christian. solo per interessi, perché un altro duo l'ho vinto, capito? Quante coppe del mondo ha vinto Harry Lazza in villa fino a questo momento? Devo dire nei commenti qua. E soprattutto una cosa che non ricordiamo da molti video è che chi fa la clip più virale su TikTok verrà l'ultimo giorno in villa con noi. Quindi signori, impegnatevi, vi stiamo guardando tutti i giorni, tantissime clip, tanto supporto da parte vostra, vi vogliamo bene. Se vi è piaciuto questo video e ne vorreste altri in Villa Elites, consigliateli e lasciate tanti mi piace. Noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Buonanotte a tutti ragazzi, E waiu! Ciao!